Fabrizio Moredo, commissario dell'Università di Nuoro. Oggi inizia la quarta edizione della Summer School sul futuro dei diritti umani in Europa. Tanti corsisti che arrivano da tutto il mondo per ribadire un concetto. Nuoro dal punto di vista dei diritti umani si presenta come una delle capitali non solo d'Italia ma d'Europa. Sì, oramai questa è una conferma perché dopo il quarto anno una presenza di ragazzi da tutto il mondo, 12 paesi, molti dei quali extraeuropei, ormai conferma Nuoro come un luogo di riflessione attorno al tema dei diritti umani. Recentemente è stato istituito a Nuoro anche il centro studi sui diritti delle persone e dei popoli, un'iniziativa molto importante che segue il solco della Summer School. Esattamente, il tema che attira l'attenzione anche dell'opinione pubblica ci ha, come dire, indotto all'istituzione di un centro studi che è composto non solamente di personalità provenienti dal mondo della ricerca e dell'università, tra l'altro anche università estere, ma anche altri soggetti che provengono dal mondo delle istituzioni, delle associazioni fra i comuni, degli ordini professionali e anche delle imprese sociali. Il centro studi ha sede proprio qui a Nuoro e come prima attività presenta appunto questa principale, questa della Summer School sui diritti umani, ma saranno numerose le attività che si svilupperanno durante tutto l'anno, non solo a Nuoro ma anche nel resto del continente e anche all'estero.